Festa del patronato da San Giusto a Portoviro, 30 anni di veramente di un evento importante. Sono più o meno le 11, c'è già strapieno, non trovi un parcheggio, eccetera. Siamo con il sindaco Mario Mantovani. Sindaco, che festa è oggi? 1° maggio è una festa, San Giusto è il centro di Portoviro, l'oratorio è il centro dei giovani di Portoviro e io il 1° maggio è la festa di Portoviro, si può dire, perché è veramente una grande cosa. Facciamo la carrellata, sindaco. Sì, allora, vediamo più o meno i stendisti, buongiorno. Centro aiuti per l'Etiopia. Ecco, ricordiamo che qua a Portoviro ci sono delle associazioni che lavorano anche in ambito internazionale, mi ricordo, sì. mi viene in mente il gruppo missionario. Qua siamo in uno stand particolare. Abbiamo il campione mondiale qua. Venga qua. Vieni qua, hermano. Hermano Marangon. No, guarda qua. Guarda, oggi ci sarà un'attività? Alle 3 parte il torneo, 31esimo torneo di braccio di ferro, 31 anni che qua a San Giusto facciamo braccio di ferro il 1° maggio. Ecco, ricordiamo che anche il sindaco parteciperà. Qua abbiamo il nostro amico Andrea, che è il Deus Ex Machina di tutta l'organizzazione dello stand di Delta Radio. Buongiorno, l'allenatore del collega che ha vinto il campionato quest'anno. Piazza Matteo. Grazie. Voi a Portoviro non vi fate mancare niente. Il collega della voce, ciao Salvatore Binati. Ciao Salvatore. Grande personaggio del calcio portotollese e non solo. Ora portotollese, ma addirittura Piero è un'eccellenza per la nostra provincia. Ciao Piero. Il Signore sia con te. Grazie. Marcella e Alessandra. Vai. E cosa dobbiamo dire? Che sono l'anima dell'oratorio. Buongiorno. Complimenti. Bene, buona festa a tutti. Che sia un momento di incontro, di bellezza per questo paese. No, te la sta fatto con il suore, basta con l'ore. Buongiorno Gianluca, il Don salesiano, parroco anche di La CCS, di Comunità Cristiana Sinodale. Che festa è, parroco, questa? Questa è una festa di lunga tradizione di quando i salesiani sostanzialmente sono arrivati qui alla fine degli anni 70 e poi da lì pian piano è diventata sempre più una festa, possiamo dire, di tutta Portoviro. Ma non solo Portoviro, no, poi è proprio coinvolto tutto Portoviro, ma poi avendo soprattutto invitato anche le squadre di calcio, le squadre dei piccolini, di Puncini, i primi calci, a giocare di più società. Mi sembra che sono 8-9 società presenti, quindi insomma arrivano da San Donato, a Comacchio, arrivano da tante parti, insomma, ecco. Grazie Don. Grazie. Ecco, continuiamo la nostra carrellata. Allora, è prestissimo, però c'è già strapieno. Sì. Qual è l'alchimia, sindaco, secondo lei, perché funziona questa festa qua? Prima di tutto l'oratorio non è che sia aperto il 1° maggio, è aperto 365 giorni all'anno, è il centro di tutti i ragazzi. Fra poco partirà l'estate ragazzi, dove ci sono quasi 600 ragazzi che arrivano da più comuni, come ha detto del Don, e quindi è il centro, l'accoglienza. Poi abbiamo i salesiani che, se non ci fossero, bisogna inventarli. Noi siamo orgogliosi di avere questo oratorio qua e penso che tanti altri comuni ci invidiano questa bellissima realtà, veramente, in mezzo alla pineta, che è stupenda. Quindi grazie a loro e grazie a tutti quanti. In TV a volte ritornano Don Nicola. Un don di peso questo, è stata l'anima per 9 anni. 13 anni qua. Tanti ragazzi sono cresciuti per merito suo, quindi noi Portoviro dobbiamo tanto a Don Nicola, veramente. Abbiamo citato il coro Miscellaneus e ha detto è merito di Don Nicola, ce l'ha detto 2 giorni fa, quindi è ancora nel cuore. Non diamo troppi meriti. Io ho solamente cercato di fare di quello che potevo, ma qui i meriti sono di tutti. Sì, perché Portoviro è bella, l'oratorio è stupendo, ma è bello perché c'è l'impegno dei salesiani ma anche della gente. La gente a Portoviro vuole veramente bene all'oratorio. Sì, è vero. Io ho sempre avuto amministrazioni, ho sempre avuto a che fare con amministrazioni
che hanno avuto una grande sensibilità per il nostro oratorio e so che continuano ad averlo, e questo è importante. L'oratorio fa parte proprio del tessuto sociale e questo è innegabile, per cui io dico devo tanto a Portoviro, mi è rimasto nel cuore perché è proprio una realtà molto bella. Non scherzi. Continuiamo sindaco con la nostra carrellata. Sì. Che dire, io rimango sempre stupito per l'entusiasmo che trovo Penso- in queste... Penso che queste volontarie Ma buongiorno alla mia amica Bruna! degli Buongiorno amici Bruna! di Don Beppe siano la cosa più bella che l'oratorio possa avere dentro. Ecco, ricordiamo che Don Beppi... Stanno facendo delle cose veramente grandi. Ricordiamo che Don Beppi ha una missione in Madagascar, che il gruppo San Giusto Missionario sta facendo un'opera importante, vedete anche le tante attività, raccolgono fondi, hanno raccolto una barca di soldi perché la gente ha fiducia di voi, Sì. quindi brava Bruna e brava tutti gli amici del gruppo missionario. Ma adesso dobbiamo fare il pozzo, siamo in partenza per fare un pozzo vicino a Majangà e dobbiamo cominciare i lavori a presto. Questo pozzo darà lavoro a un villaggio, l'acqua e si potranno estrarre materiali per costruzioni, quindi cambierà l'economia di tutta la zona. Ecco, ricordiamo che c'è stata anche una collaborazione, oltre che a voi, della Cariparo, della Fondazione Cariparo, e che dire, voi avete trovato l'acqua, io mi ricordo in una vostra immagine emozionante. A Monoguai, dove abbiamo fatto la risaia e che tuttora è funzionante, sta funzionando bene. Adesso da un'altra parte, a circa 100 km da lì, ci sarà quest'altra possibilità, quest'altro pozzo. Grazie Bruna, adesso ricordiamo che per chi volesse che c'è anche il 5 per 1000 e sono soldi messi bene. Che documentiamo tutti e versiamo tutti a Don Beppi. Grazie Bruna. Grazie. E grazie al gruppo missionario. Devo chiederti. Abbiamo fresca di nomina è la nostra Presidente della Commissione Pari Opportunità, appena eletta la settimana scorsa, ma qua però non è in veste di Presidente ma di Luciana? Di volontaria dell'oratorio, per aiutare a fare i campi scuola, l'estate ragazzi, volontaria nel gruppo Ricamo che si dedica anche a fare attività per raccogliere fondi per l'oratorio. E quindi viva San Giusto, viva l'oratorio, un centro di riferimento molto importante per i ragazzi. L'ho vissuto come mamma con i miei figli che ormai sono adulti ed è una risorsa che ci invidiano in tanti e mi auguro che questa comunità la sappia sempre apprezzare, valorizzare e aiutare, perché va aiutata e sostenuta. Ecco, le facciamo un applauso virtuale, va bene? Anzi, guarda, un applauso del sindaco vale 20. Grazie a voi. Sono anche queste? Ecco, continuiamo anche la nostra carrellata, tanta oggettistica fatta a mano, handmade. Esatto. Siamo no, ti all'interno volevo mostrare un artigiano che ha fatto delle opere d'arte con tutti i pezzi di metallo raccolti. Veramente ci sono delle opere d'arte che sono fantastiche. È un pensionato, un giovane pensionato che si è dato da fare con queste opere qua. Sì, decisamente. Te lo presento, eccolo qua, Rodolfo. Buongiorno Rodolfo, complimenti. Allora, da dove nasce questa passione? Che è la prima domanda che facciamo, perché guarda, ti metto questo microfono e me lo spiego, oppure mi avvicino al sindaco. Sì. Che opere sono? Fatte con materiali di recupero? Di riciclo, sì. Tutto recupero, riciclo, catena. L'opera più bella qual è là? Dai, fammi. L'opera più bella forse è la chitarra là. Questa? Che i Synapsi Group e la Duria piacere. Tu che mi prendi nel cuore, perché il sindaco non lo sa, ma il Synapsi Group l'avevo creato io insieme a un gruppo di ragazzi, Pasello, Fabio Pasello, 50 anni fa. Noi 50 anni fa, bravo. I fratelli Poletti. Esatto, perché cantava anche Cristina, è vero. Cristina Poletti? Cristina Poletti e il fratello che adesso è in pensione. Che è direttore del laboratorio della Casa del Cura Madonna in Salute. Esatto. Allora sindaco, con il nostro artista chiudiamo questa nostra carrellata, invitiamo, sarà qua 3 giorni, quindi oggi... domani, ma il 3 però sarà... Domenica sarà il 3, tutti l'associazionismo verranno qua a festeggiare l'ultimo giorno di questo lungo weekend, ma io penso e spero che
il tempo tenga intanto. Visto Sì, che se lo oggi dice il sindaco vale 2 volte, quindi è una il giornata sindaco un c'ha po'... anche doti miracolose. Magari. Comunque è una giornata fresca, però come hai detto tu è strapieno. Oggi a pranzo ci sarà tantissima gente, stasera a cena ci sarà tanta gente, perché vogliono tutti dare il contributo a questo centro, perché è un miracolo che ci sia, e quindi noi diciamo sempre viva San Giusto e viva Portoviro. Grazie a tutti! Che anche Stema qua, viva Portoviro, CD.